Guardi l'andatura da lì, dalla freccetta. Vabbè, lui tutto Teoricamente La vela, quella che ti interessa. boa, deve andare a un punto, quindi sei tu che devi regolargli le vele in base a... Adesso strambiamo. Cosa vuol dire che strambiamo? Passiamo da questa andatura, adesso il vento ci sta venendo da dietro, andiamo però da lì, no? Da dietro così. Noi adesso andiamo di là. È una Quindi virata di viriamo poppa. di poppa. Per virare di poppa bisogna passare il tangone. Quindi ci sei, ascoltami. Bisogna spostare questo tangone e metterlo sull'altro lato. Per metterlo sull'altro lato tu mi devi mollare appena, prima dobbiamo andare in poppa piena, quindi quadri. Aspetta, questo qui è quello lì, Questo è il basso. perché lo devi passare Perché sotto? così adesso ce l'ho incasinato, cioè è duro. Sì. Però devi mollare 20 cm tutte e due e poi li riprendi. Questo e questo, basso e alto. Me li molli 20 cm, In maniera che io lavoro, poi dico vai, ricazzi e lo rimetti in sesto. E questa qui la molla. Prima, Nando, per fare l'operazione, perché sennò è tutto in tensione, ce ne andiamo in poppa. Quando è in poppa mi mollano tutte le cime, diventa tutto morbido, quando c'è vento, adesso non c'è vento. Quindi prima andiamo in poppa, strambiamo il tangone e poi strambiamo, quando abbiamo strambato il tangone, strambiamo... Perché il poppa lo piglia proprio a perpendicolare, quindi a quel punto lì siamo tutto libero. Sì. Quindi la randa bisogna mollarla tutta, perché sennò rischi di strambare involontariamente, ti cazzo ti piglia faccia, ti fa anche male. Quindi questo bisogna mollarlo bene e andare in poppa. Vai in poppa. Vado in poppa, dai. Tu tira il braccio, molla la scotta e tira il braccio. C'è dell'equipaggio che tiene il boma. Così in modo che non regga. Stai attento che potrebbe venire. Occhio. Io sono in poppa, dai. Apri il braccio. Allora, se tu adesso mi apri il... Questo lo devo mollare, no? Lo lascio per No, lascialo così. Mi devi mollare l'alto e il basso. Così poco. Vedi? Adesso io aggancio dall'altra parte. Adesso passa la randa dall'altra parte. Quando siamo pronti a strambare, allora io adesso tiro giù la randa, guarda. Stefano, la randa la passo io. Attenzione alla testa, Adesso, quale cazzo? L'alto, adesso devo... Molla il braccio e tesa la scotta. Devi tirare quello lì, devi tirare quello, no, quell'altro, no, quello lì tira. Quello sotto vento, così, bravo, ecco. Molla il braccio e cazzo scotta. Dai, rioggo un pochettino là, così la ricarico. Sì. Allora, guarda il tangone è a bocca a terra, brutto. Questo scusami, no, ricordami questo affare qui che... Questo è il braccio, questo te lo devi Questo è strozzare. quello che io Questo te lo strozzi quando troviamo l'andatura, che va bene questa, te lo strozzi qua. No? Okay. E lavori solo di scotta, con l'orecchietta. E mi sposta la... Ricordati l'orecchietta, questo mi lo sposta capiamo. Ah, questo non mi era... era quello lì questa La tirata, sì. Il basso è troppo pezzato. Molla un po' di basso, sollevala un po', ancora di più. Appena. Ecco, ok. Tesa sotto vento, ok, adesso sto stringendo un po' di più. Sta stringendo, quindi tu lo cazzi un po', mi scotta e poi lo riprendi. Allora, il Barber fa questo lavoro. Barber fa questo lavoro, io glielo metto il Barber. Allora, adesso io però questo qui lo dovrei mollare un po'. Per l'andatura che c'è, se voglio essere perpendicolare. Ah no, ok. Più o meno ci siamo. Questo è cazzato, poi ci siamo, l'andatura è più o meno, dai, poi infino ce n'è di lavoro da fare. Comunque vedi qua, non mi piace questo, che la scotta va sul candeliere. Ci vuole un barber già. Non è attaccato alle sarti. Sì, all'altezza delle sarti gli metti un barber. Ma non c'hai coso? Sulla sartia. Io l'attacco alla sartia, uso il golfare. C'è il golfare. Però devo avere poi un sistema per mollarlo quando te lo sottoffetto. Non io lo faccio. La barca funziona, dai, perché non c'è il vento. Capito ste com'è?